Ciao. Ciao Michele. Il signor Lieto, presumo un conoscente di Gino, ci scrive: complimenti al Napoli per il neoacquisto, somiglia molto al dottor Patrone quando giocava a calcio. E ancora Alex da Pompei domanda a Lucarello: con l'arrivo di Datolo ci potrebbe essere un cambiamento? Non mi riferisco solo al modulo tattico ma anche all'eventualità di un nuovo allenatore come Spalletti. E ancora Valentina chiede allo studio: la Iervolino ha parlato di modelli da seguire, ma non farebbe bene lei a dare il buon esempio e andare a casa? E ancora i consiglieri regionali, secondo voi qual è la ricetta per salvare il malato in coma vegetativo? E infine Antonella da Napoli: avete previsto che tutti i vostri errori, i vostri debiti li pagheranno tutti i dipendenti che moriranno in mezzo alla strada? Scala, vediamo un attimo se Valentina, poi passiamo a quello che diciamo che ci mette d'accordo tutti quanti, che è il Napoli. Franco domanda a Lucariello: con gli infortuni di Iezzo, Navarro sarà il portiere del futuro o verrà preso un numero 1? Ancora Max dal Vomero: forza azzurri, Datolo. Non toccatemi Iezzo, è di Castellammare. E ancora Luciana De Vita scrive a Lucariello: abbiamo comprato Datolo, bene, adesso anche Denis, Datolo a qualcun altro. E ancora consiglia, scrive Filippo: sei sempre il più bello. E ancora per Filippo: che bello che sei, ma in che cosa stai per esordire? Ecco, sentiamo un attimo Valentina, perché poi dobbiamo far estrarre la maglia del Napoli, ripeto, sempre messa a disposizione da Diadora, il negozio di Via Marino a Fuorigrotta, che facciamo estrarre fra pochi minuti al dottore Matarazzo. Allora, Rosario domanda a Marolda se per Reia questa sarà la sua ultima stagione. Ancora Sergio di Torre del Greco chiede: perché è stato acquistato Bucci, a cosa ci serve? Infatti di Napoli io faccio gestire. Valentina, c'è qualcun altro? È arrivato un ultimo messaggio da Cambridge, chiede... No, per favore mandatelo, però buonasera, sono Geppino da Napoli, volevo dire una cosa sul Napoli, ma De Laurentiis vuole veramente fare qualcosa per questa squadra o c'è solo l'interesse economico? Allora,